Io intanto dico subito che per quanto riguarda la parte relativa alle province e alle città metropolitane, questa legge è stata fatta qui in piedi. Lo dico per il mio partito che l'ha votata, per il PD, insomma per chi l'ha votata. A me non piace la revisione della spesa, si può chiamare così in italiano. Parliamo in italiano, che vuol dire che bisogna, diciamo, risparmiare per la parte pubblica per rispondere ai requisiti europei e quant'altro. Lo sappiamo tutti e conosciamo tutti le situazioni in cui siamo. Se mi permette, visto che c'è Leanna, l'unica cosa positiva di questa legge che io vedo è l'articolo 16, che finalmente come Veneto, lo dico, non voglio toccare suscettibilità per gli amici di Cinto, l'articolo 16 chiarisce, anzi scrive le cifre, fa sì che le regioni a statuto speciale che hanno avuto soldi fino adesso, da qui a 3 anni cominciano a avere meno soldi e si parificano a quelle a statuto ordinario. Se mi permettete, come Veneto, per il Trentino che magari li spende bene, per il Friuli che i soldi in più li spende bene, poi ci sono anche regioni che magari li spendono male, siccome che le mie tasse vogliono che rimangano qua, anche i trentini, i valdostani, i sardegnoli, i siciliani e i friulani avranno meno soldi, li avranno giustamente come li abbiamo avuti noi. Questo l'articolo 16 per me è un fatto importante e quindi si parifica, in qualche modo si avvia, perché comunque vuol dire un processo almeno di equità. E quindi, ripeto, è importante. Però, proprio perché sono stato per tanti anni anche presidente della provincia di Pordenone, che non è un ente intermedio, vedete, la fine delle province, non è che voglio difendere le province. Oggi sembra che il male in assoluto siano le province. Domani saranno le specialità delle regioni, vorrei rispondervi, caro collega. Prima di parlare bisogna anche conoscere la situazione. Noi non prendiamo risorse dallo Stato, noi prendiamo risorse dalle tasse che, a differenza vostra, che vanno nel calderone nazionale, vanno in un nostro contenitore, e rispetto alle funzioni che esercitiamo, sanità in primis, trasporto pubblico, personale, per non parlare degli altri, lo Stato ci ritorna una parte dei nostri soldi. Noi non abbiamo fondo sanitario nazionale quando, come le regioni come voi in Italia, vanno sotto acqua come il battiscafo di Picard e non sanno neanche quanti miliardi, non milioni di euro, hanno di buco nella sanità. Lo Stato le ripiana. Noi dobbiamo tagliare strade, ponti. Spero che non parli del Veneto. No, ho detto le regioni come le vostre ordinarie. Allora, lo Stato non richiama più. per fortuna, No. ma per fortuna, ma io non ne faccio una questione di appartenenza, tanto perché io appartengo al PD. Vorremmo anche noi le tasse come Sì. il Friuli che rimanesse. Ma difatti aggiungevo che noi siamo perché la specialità venga estesa anche al Veneto, e la specialità al Veneto significa che alcune regioni in Italia non possono esercitare l'autonomia della specialità, perché se tu dai la specialità alla Calabria e alla Lucania vanno sotto acqua ancora di più. Allora certamente il Veneto, la Lombardia e aggiungo anche l'Emilia Romagna e il Piemonte possono esercitare la specialità, ma se tu pensi di dare la specialità alle regioni del sud, io non ho niente contro i meridionali, ma se dai le specialità alle regioni del sud succede come in Europa. Cosa vuole la Merkel rispetto all'Italia? Non ha nulla in contrario di estendere il fondo salva stati, vuol sapere dove mettiamo queste risorse. E noi cosa vogliamo rispetto alla Sicilia? Vogliamo sapere la Sicilia dove gli mandiamo i soldi, dove li mette, se ripiana i buchi oppure continuerà a far buchi ancora di più. Allora non voglio però entrare nella querela, solo per dirti che noi siamo, proprio perché io appartengo oltretutto, vi invito ad andare a vedere. Vedete, io ho un fratello che tanti anni fa ha fatto per una legislatura il senatore ed è quello eletto nella provincia di Rovigo ed è quello che ha presentato con Giancarlo Galan a Verona lo statuto di autonomia del Veneto, che poi si è perso nei anni. Primo firmatario di quella legge al Senato è mio fratello Dino De Anna.
Allora noi, il presidente Tondo, è perché anche il Veneto, la Lombardia, le regioni che producono, io sono cosciente che il Veneto produce molto di più del Friuli Venezia Giulia, la Lombardia produce molto di più del Friuli Venezia Giulia, ed è per questo motivo che secondo me devono avere un'autonomia e una specialità per poter spendere le proprie risorse in base alle funzioni che fanno. E tu troverai sempre la nostra regione, chi parla, al fianco di una rivendicazione. Non a caso abbiamo costruito il GEC insieme al presidente Zaia, insieme al presidente Dörfler, insieme al presidente Tondo, che è uno strumento di cooperazione territoriale, quindi coesione territoriale ma anche cooperazione territoriale, che supera la logica dei localismi interpretati. Io sono costretto, almeno dalle domande, a rispondere di quello che so tecnicamente. Dopodiché, siccome io voglio una funzione politica come le hanno, ovviamente la mia idea sarebbe anche diversa da quello che... Quindi capiamoci sulle cose che magari prima qualcuno mi ha rifilato delle cose anche di Anna, quasi che fosse, diciamo, la mia idea. Io dico, quindi capiamoci su queste questioni. Distingo quello che penso da quello che abbiamo capito come amministratori che va applicato. Anche i trentini, i valdostani, i sardegnoli, i siciliani e i friulani avranno meno soldi, li avranno giustamente come li abbiamo avuti noi. Questo l'articolo 16 per me è un fatto importante, questo discorso. Io sono dell'avviso come cittadino del Veneto che paga le tasse che anch'io vorrei avere i poteri del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta, della Sicilia, del Friuli e della Sardegna, e dimmi tu. Perché io sono stanco di pagare e vedere che in Trentino Alto Adige gli danno i soldi per pitturare la casa, forse anche in Friuli e via dicendo, sai. Quindi è facile parlare. Allora, se a me dicono che gli amici del Friuli, come del Trentino, capiamoci, parlando del Friuli perché siamo qui, avranno gli stessi soldi che hanno il Veneto, e ti do qui le tabelle, dall'articolo 16, dal 2015, io se mi permetti sono contento perché io sono un cittadino italiano e voglio pagare le tasse e avere gli stessi servizi del Friuli, del Trentino, della Sicilia, della Sardegna e via dicendo. Quindi se mi permetti, dopo tutti assieme come italiani diciamo che i soldi che ci trasferiscono sono pochi, è un altro paio di maniche, ma almeno mettiamocela a pari, se mi permetti, perché probabilmente di quell'83% di cittadini che hanno votato per andare in Friuli c'era anche l'argomentazione che lì c'era più festa, non so se mi spiego. Allora adesso è bene che la festa sia uguale per tutti, chiaro? Questa è la mia opinione come cittadino veneto e italiano su voi. Poi io sono convinto che se vado ad abitare a Bolzano stanno bene, però è giusto che anche loro adesso si tengono l'IVA, le tasse, no? Cioè, ho perso anche la voglia di sapere cosa si tengono, però è giusto, e siccome paghiamo sempre noi, veneti, anche per giù, ma quindi è bene che anche noi avere gli stessi, diciamo. Comunque ecco, per andare alla pari, poi se l'asticella la mettiamo più in su bene, ma almeno che sia pari tra tutti gli italiani, perché non c'è più nessuna necessità di differenza. E quindi, siccome è scritto nell'articolo 16, la riduzione dei trasferimenti, a me, se mi permetti, mi dà un po' di gioia, non so come dire, per le mie tasche da cittadino che pago anche le tasse. A parte questo passaggio, non è una questione di rispetto, vuol dire che è una questione. Io quando vedo che i comuni di Sapata, piuttosto che non mi ricordo di Cortina, che vogliono andare via perché di là c'è di più, io che abito a Marcon, cosa devo fare? Spararmi e pago. Voglio anch'io avere gli stessi privilegi e gli stessi diritti.